Pronti? 1, 2, 3. Questo è convalidato e vediamo tentativo di assumere l'iniziativa da parte di Tudor Danny Griff, che va a condurre. All'esterno si impegna Vegas Cloudlet, che poi trova posto in corda in seconda posizione. Segue Tumbuktubi, intanto primi 200 in 15,8, ma il gruppo dei penalizzati è già a ridosso. Vediamo la progressione esterna intanto di Zagarambigi. Zagarambigi si porta su Tudor Danny Griff, che allunga. 38 per i primi 400 metri di gara, con Tudor Danny Griff che rimane in testa. All'esterno si impegna Zagarambigi, alla corda rimane Vegas Cloudlet. E se ne vanno così 600 completati in 45,8, c'è quindi andatura, 15 la curva. Sta per essere completato il primo giro. Tudor Danny Griff continua a condurre, 800 iniziali in 1 minuto e 8 decimi, da 1,16 al chilometro. In seconda posizione rimane Vegas Cloudlet davanti a Timbuktubi, mentre Zagarambigi è sempre all'esterno e si trascina Oscar Benal, che ora viene via in terza ruota dopo 1 chilometro in 1,17. Oscar Benal cerca di portarsi sui primi due, Tudor Danny e Zagarambigi. Terza ruota per Oscar Benal, che ha all'interno Zurro ZL. Intanto un parziale in 14,5 davanti alle tribune. Tudor Danny Griff continua a condurre nei confronti di Vegas Cloudlet, mentre Zagarambigi rimane coraggiosamente all'esterno anche a 600 dalla conclusione. Oscar Benal in terza ruota, contenuto da Zurro ZL. Cavalli a poco più di 400 dalla conclusione, con il tentativo ora di Ramses. Ramses scatta sulla curva conclusiva, ma in vantaggio c'è sempre Tudor Danny Griff. Scompare invece Zagarambigi dopo percorso totalmente scoperto e cerca di trovare il varco per correre anche Vegas Cloudlet, che sposta l'ingresso in retta d'arrivo. Va su Tudor Danny Griff, mentre anche all'interno si lancia Zurro ZL. Tanto sbaglia Tumbuktubi, passa Vegas Cloudlet, che nel finale vince nei confronti probabilmente di Udet Jet, ma l'arrivo è da rivedere sicuramente. Vedete l'errore di Timbuktubi, che si lanciava all'interno, stava probabilmente passando, ed è Vegas Cloudlet invece che prende vantaggio nel finale e si afferma con Giuseppe Iodice. Secondo posto che si contendono il numero 4 Ardimentosa Luis e il numero 8 Udet Jet, le due degli outsider. Il successo invece per Vegas Cloudlet, Giuseppe Iodice per conto di Walter D'Ambrosio. Andiamo a rivedere le battute conclusive. La vittoria per Vegas Cloudlet e Giuseppe Iodice.